La signora Vincenza Candito è titolare appunto con il marito di un'attività qui a Portogruaro in Viale Isonzo, dove appunto è un'attività in questo caso proprio per il Natale, quindi con le ceste. Ma questa notte avete subito la visita dei ladri, che cosa è successo? E sono arrivata stamattina, ho visto che era semivuoto il negozio, ho detto non ho spostato le ceste e dopo riguardo vedo la porta aperta e vedo che manca le ceste, soprattutto quelle più belle, quelle più costose. Non avete idea di quante ceste avevano rubato? Non siamo ancora in grado di quantificare perché bisogna fare l'inventario. Da quanto tempo avete aperto qui? Dal 20 di novembre. La prima volta che subite un furto? Sì, qui a Portogruaro sì. Ora vi sentite demoralizzati? Sì, demoralizzati, scontenti e infelici e dobbiamo tirarci sulle maniche e tornare a ricominciare. Si lavora tanto per qualcosa? Per avere niente, si lavora tanto per avere problemi, pensieri e queste belle sorprese qua che non sono piacevoli perché ti toccano il tuo di sacrificio, che ci siamo alle 4-5 di mattina per fare le ceste, eccoci qua il risultato. Una famiglia intera, la vostra, che lavora per questa attività? Siamo io e mio marito pensionati e lavoriamo per stare a galla. Questo lo posso dire a voce alta, che si svegliano anche le persone che sono in giro con attività, che si sveglia il nostro governo, che siamo stufi, siamo stanche, va bene? Ecco. E ora cosa farete? Ci tiriamo sulle maniche e torniamo a ricominciare, siamo abituati a lavorare, così manteniamo anche quelle che vengono dentro a portare via la merce. Tocca continuare, non c'è altra soluzione, anche se morale a terra, perché non siamo in grado di essere entusiasti come prima di ricominciare. Però non c'è altra alternativa che ricominciare, tornare a fare rifornimento, perché naturalmente adesso i rifornimenti sono andati anche giù perché manca pochi giorni e andare avanti poi, andiamo avanti. È la speranza appunto che i clienti, almeno per questi ultimi giorni, vi facciano visita, almeno i clienti? Sì, questo sicuramente sì, sicuramente. Anche perché siete comunque ormai da un po' di anni, d'inverno, appunto un periodo natalizio, voi siete qui in Viale Isonzo e comunque la vostra clientela la state sempre più fidelizzando. Sì, siamo conosciuti e oltretutto abbiamo prodotti anche di qualità e le ceste sono personalizzate e insomma abbiamo buone speranze su questo.